Buongiorno a tutti, ben ritrovati con The Globe, appuntamento mensile con Eurizon. Sono due i temi che interessano in questo momento i mercati, in realtà già da diversi mesi, sono il petrolio e il super ciclo degli investimenti in tecnologia. Allora, il petrolio, eccolo qua, la riapertura di Hormuz a giugno aveva fatto ridiscendere i prezzi del petrolio a un livello non troppo lontano da quelli precedenti la guerra. Adesso di nuovo alcune tensioni, il prezzo del petrolio è risalito, però in realtà è risalito a un livello decisamente più basso rispetto alla prima fase di austerità. Diciamo, più che una vera e propria ripresa di risalita del prezzo del petrolio e dell'austerità, è veramente una macchinosa ricerca di un accordo, però è chiaro che è comunque un elemento di disturbo e che si poteva evitare. L'altro tema, si diceva, quello del super ciclo degli investimenti, che a sua volta ha alimentato e sta alimentando un super ciclo dei profitti, è quello che ha permesso all'economia e ai mercati di reggere 3 mesi e più di petrolio a $100 e di fare molto bene. Abbiamo visto sia l'economia tenere bene che i mercati fare bene. Questa è la fotografia dei profitti, si vede l'accelerazione quasi verticale degli indici che hanno il contenuto maggiore di tecnologia, gli emergenti, le S&P, meno l'Europa. Non ci sono segnali che il ciclo degli investimenti stia rallentando, non ci sono segnali che il ciclo degli investimenti e dei profitti stia venendo meno. È chiaro che con un andamento così verticale dei profitti, gli investitori, almeno arrivati a metà anno, si chiedono sulla sostenibilità futura di questo ciclo dei profitti. La combinazione di questi due temi, qual è stato l'impatto sui mercati? Allora, mercati azionari che vengono da un 2026 molto positivo, no? 100 segnala il livello di inizio anno, quindi tutti abbondantemente sopra il 100, però ci sono un po' di prese di profitto su quella componente emergente che è quella che ha fatto meglio quest'anno, perché è quella che ha, anche se bene in maniera estremamente circoscritta, una buona componente di tecnologia. Tengono molto meglio in questa fase di presa di profitto sugli emergenti gli altri indici, l'Europa e l'America. Per quanto riguarda i mercati obbligazionari, è un anno piuttosto volatile, perché si vede, no, una certa volatilità attorno a questo livello di 100 che era il livello di inizio anno per gli indici obbligazionari. In questo momento si vede che con la ripresa delle austerità in Hormuz, la chiusura di Hormuz e un po' di rialzo del prezzo del petrolio, i mercati obbligazionari di solito si sono portati leggermente sotto il livello di 100 e anche la componente più rischiosa, la componente a yield, sta di nuovo un pochettino soffrendo. Anche lì ci sono un po' di prese di profitto, però diciamo che sono oscillazioni abbastanza modeste, che però ci sono in questo momento sui mercati obbligazionari. Non ci sono tuttavia indicazioni, no, siamo oltre la metà anno, che cambi lo scenario. In termini di aspettative di crescita, gli Stati Uniti sono su una crescita solida, sostenuta e buona. L'Europa cresce meno, però la crescita è positiva, con prospettive di riaccelerazione nel corso del 2027. Così come non ci sono segnali di una vera e propria ripresa dell'inflazione. I picchi della crisi del 2021-2022 sono lontani, c'è stato un po' di rialzo dell'inflazione con il rialzo del prezzo del petrolio da marzo a giugno, e adesso anche con la ripresa delle tensioni, la richiusura di Hormuz, il prezzo del petrolio che è di nuovo salito, l'idea è che non tanto che l'inflazione riacceleri, magari la discesa verso il 2% sarà rallentata. Quindi complessivamente il contesto crescita-inflazione è un contesto complessivamente benigno. Peraltro a guardiani dell'inflazione ci sono le banche centrali, che in questo caso sono molto in anticipo. La BCE ha già alzato i tassi una volta e adesso le aspettative sono che li possa alzare ancora 2 volte, una volta in autunno, una volta a inizio del 2027, idem la Fed, che ha abbandonato l'agenda di ribasso dei tassi e le viste in rialzo. Quindi questo, da un lato, banche centrali così, diciamo, prudenti dal lato inflazione, sono una rassicurazione rispetto al rischio che un grosso shock di inflazione non ci sarà. Dall'altro lato sono chiaramente un intralcio, non sono una buona notizia per i mercati obbligazionari. Quindi dal punto di vista dei mercati, che dire, che fare? Allora, partendo dal basso, partendo dai mercati obbligazionari, dai tassi governativi, cioè l'idea è che questa stabilizzazione, questo lento drift verso l'alto possa continuare, motivo per cui, per quanto riguarda la componente governativa, è una buona base su cui costruire i portafogli. Gli investitori possono continuare a incassare tutto sommato un flusso cedolare che non è male, che è superiore all'inflazione di medio periodo, però grossi guadagni in conto capitale non sono da mettere in conto, ci saranno solo a fronte di una
forte, improvvisa discesa dell'inflazione e o di rallentamento economico. In questo caso probabilmente nessuno dei due è realizzato, però rimane una base su cui costruire i portafogli. Rimaniamo invece noi ad esempio positivi, investiti sulla componente AID, sulla componente mercati emergenti, che offrono un differenziale interessante in un contesto di prosecuzione del ciclo economico rispetto ai titoli governativi. Mercati azionari, abbiamo detto il ciclo dei profitti è solido, è intatto, è forte, c'è qualche punto interrogativo a metà anno nel dire quanto può essere sostenibile, però è un ciclo buono, positivo. Le valutazioni sono corrette, perché le valutazioni del mercato azionario, come si vede qua, sono per quanto riguarda l'Europa e gli emergenti allineate alle medie di lungo periodo, quindi Europa e emergenti non sono complessivamente care. Il mercato azionario americano è un po' caro perché la componente tecnologica tiene sulle valutazioni, ma ipotizzando che i profitti crescano in linea con le attese, anche il mercato americano non è così caro. Quindi fondamentali sono buoni, crescita degli utili, valutazioni non particolarmente tirate. C'è un momento stagionale un po' particolare, perché da un lato, come abbiamo detto, gli investitori si interrogano sulla sostenibilità di questa crescita straordinaria dei profitti, dall'altro lato c'è la richiusura di Hormuz che mette un po' di sabbia nell'ingranaggio, dall'altro lato c'è un periodo stagionale, il mese di agosto, che è storicamente candidato a episodi di volatilità. Motivo per cui noi abbiamo un pochettino ridotto il nostro posizionamento azionario, che era di sovrappeso. Coglieremo occasioni di eventuali correzioni per reincrementare il posizionamento. Infine uno sguardo sul mercato valutario, il cambio dollaro-euro. Allora, da un lato abbiamo un'economia americana forte e solida che sostiene il dollaro, dall'altro lato abbiamo una banca centrale europea che, se vogliamo, è persino più severa di quanto non sarebbe desiderabile, visto una crescita economica più debole sull'inflazione. Questo tutto sommato fa pari patto. Il cambio dell'euro noi non pensiamo che si muoverà tanto da questo che è il corridoio del corso degli ultimi mesi. E questo è tutto per il The Globe di questo mese, il The Globe estivo. Vi ringrazio per l'attenzione e a questo punto vi do appuntamento al The Globe a settembre.